Fine sera ben chiatats a Novis di Trieste arrivano storie di maltrattamenti reiterati in famiglie scopierte des fuarcis dall'ordine in gracis dall'intervento di una cittadina. La madre, una femmina di 52 anni, triestine, tibiavi il figlio di 13 anni con violenze fisiche e psicologiche continui, costringendolo anche a di bausis sulla natura des botis e dai sgrifs che aveva in più parti dal corpo. I due vivevano in una casa al limite dall'abitabile in situazione di degrado igienico grave. Il fantat era usato dal dute e violenze, stanti no difindisi, anche per istinto des botis. Un negoziante ha assistito all'ennesimo episodio di violenze e ha allertato gli sforzi dall'ordine che hanno arrestato la femmina e rimettendo ai servizi sociali il giovane. E in condizioni gravi la femmina ungherese di 38 anni è caduta in bicicletta intanto che passava via Trieste a Lignan, dove che si chiatava in feris culon per il filo. La femmina era insieme alle sue biciclette che gli era attaccato il carelut, là che gli era sentato il fi e per causis come al val de polizie locali gli è finita a tiere battente in maniera violenta il chiaf. Dopo gli si stata portata all'ospedale di Tisane e gli è stata trasferita a quel di Udin dopo dall'ingriviarsi de sue condizioni. Un camion pieno di materiale plastica lelato a Fuca e Albe lungo i raccordi autostradali tra Padriciano e Trebiciano in direzione Vignese, stante la pericolosità delle esalazioni, sul questo sono intervenuti gli sguardi dal FUC dal nucleo NBCR, specializzati in situazioni di pericolo chimico e biologico. È stato ferito il guidador che dopo aver mettuto in salvo il camion staccandolo dal semirimorchi ha provato a studiare le flammis restanti appatte a sclop di un pneumatico. Il tratto autostradale è stato serrato a lungo per permettere prima le operazioni di studamento e dopo che di rimozione dal miece incendiate. Il FUC che ha distrutta in pleno un'autogru de Snam Gonars è di origini dolose. A fissarlo sono stati gli sperizi fatti de sezione di polizie giudiziarie e de sguardis dal FUC dal comando provinciale di Udine che ha sottolineato che gli tecnici dopradis per incendiare il miece a sedin però tante rudimentali. Gli dunque state date furono denunzie quindi non conosciute e al momento non risultano essere indagate. In che area sono in corso lavori di poiade de scondotti spalmetane. E due piccoli di Pastor Bernese, Luana e Perla, sono precipitati in un foran dal Riul Picchions, in tal comune di Lauc, intanto che ieri a Torco i loro parons. I due nemai, ieri da ora cori cences guincial, sbrissante sunt un cretes, lis, e precipitante per qualche metri cence ferissima in proibizza a rimontare. I parons hanno clamato aiuto con gli sguardi dal FUC che sono intervenuti in tegole portanti in salve i due piccoli. Trieste si prepara alle manifestazioni organizzate da sigli sindacali di Varsila per domandare alle aziende finlandesi di mantenere attivi i siti produttivi. Giulian che dà lavoro a 500 persone in modo diretto e a diverse centenari in maniera indiretta. I sindacati hanno domandato a tutte le città di partecipare. Intanto a Roma è stato approvato dal Parlamento l'ordine del dì presentate di Deborah Serracchiani per domandare risposte in maniera diretta ai Finlandi sul futuro del polo produttivo triestino, proprio intanto che si discute sull'adesione dal paese scandinavo a ENATO. Il Comune di Udine fa una reclamata ai Zobins perché partecipano al concorso per rientrare in amministrazione pubblica. Gli uffici sono a ricerche costanti di personale e la carenza è così alta che certe persone continueranno a lavorare tanto che volontari pur gli sinti in pensione di mese. O sentì il sindaco Pietro Fontanini. Che stanno avendo la fortuna di avere persone che sono andate in pensione che vogliono continuare a lavorare in comune a gratis. E chi sono belle robe, io veramente ringrazio. Voi in giunta ho dato la possibilità al dottor Musio e al geometra della MEA
di poter continuare l'attività gratuitamente a gratis. Perché purtroppo l'Inter va in pensione, ma non le faccio sostituire perché i concorsi sono un po' complicati, banditi, e dopo non c'è una grande partecipazione. Io spero che i giovani si accorgano che anche gli enti pubblici hanno bisogno di personale e che partecipino ai concorsi, che stanno venendo assunte 126 persone, io continuo a fare anche i concorsi, quindi è importante partecipare e soprattutto anche venire a lavorare dal Comune di Udine. La ex sede delle prefetture di Udine sarà adoperata anche quartier generale de Donge e dagli Alpins in programma per il prossimo mai. Non si sclarisse la decisione il vice sindaco Loris Michelini. Le prefetture là già in via precluso, non si dà le classi perché hanno finito di fare al trasloco, quasi finito di fare tutto, insomma, non sanno lasciare un po' di arredo che servirà all'Associazione Nazionale Alpins, sia nazionale sia locale, sistema di Udine, perché lì sarà le sedi operative proprio, no? Amministrative, operative, in tutte le fiestre dagli Alpins, in collaborazione con il Comune di Udine, appunto, con le prefetture, con le regioni. Vi è al Piave lì che sarà le sede e verrà data in concessione a loro si occuperanno di gestire al palazzo praticamente e faranno le sede e una roba veramente importante è che lì verrà concentrato tutto. Sapete che le adunate del 2023 saranno grandi adunate e chiacchiere di centenari di migliaia di persone che verranno, quindi bisogna fare robe bene o siamo già partiti, facendo agire come lì con le sede o varie possibilità di dare a loro. Loro dopo verranno anche di fare tutti gli allacciamenti, le utenze eccetera, però che è un passo veramente determinante, che vuol dire che al Comune di Udine i crot veramente a queste grandi adunate. Maxi vincita al Superenalotto a Chiasar, sedulà che un giocatore anonimo l'ha centrato il 5+1, portansi a Chiase 750.000 euro. Misteri sull'identità del vincitore, stan che la ricevitoria là che è stata centrata la vincita si chiate sulla statale e a tanti clienti di passaggio, maraveazzi titolari che non sanno rispondere alle domande di che altri clienti sul vincitore. E si tignerà sabide il 6 di dicembre e svinti il primo storico derby regionale via doi di basket tra UEB Gesteco Cividate e Apu Old Wild West. A ospitarlo sarà il Palagesteco de Città Ducal, date è stata pandute vue con la presentazione del calendaris de stagione regolari. Il derby di tornata in vestita al Carnera si zuierà di marcia, tra che altri sgaris di segnalà la doppia sfida intiere furlane de Fortitudo Bologna che zuierà il 29 di ottobre a Cividate e il fin di settimane successive a Udine. E con queste alle dutte si torna a via di domani sera a Nuf Mancul Vince. Mandi.